Buonasera amiche e amici di Sportisili, siamo oggi in questo soleggiato sabato pomeriggio per commentare la gara valida per il campionato provinciale di Palermo. Si affronteranno oggi gli allievi under 15 degli ospitanti della Panormus contro la Multisport Scelsa, ragazzi che si apprestano ad entrare in campo, prima le panchine, pronto a disporsi il resto dei ragazzi pronti titolari per l'entrata in campo. Vediamo i ragazzi in maglia gialla della Panormus contro, come già detto, gli avversari invece in maglia bianca del Multisport Sant'Atletico Scelsa. Andando a descrivere le rose che oggi si affronteranno, abbiamo per la Panormus in ordine numerico Ciotta, Faraci, Ronzi, Chisci, Bocina, Giorgio, Bonfiglio, Aloi, Parco, Ilardi, Maraglino, Ciresi, Ruisi, Piscitello, Dome, Nicolosi, Pampinella, Baddaria e De Rosalia. Vice capitano Bonfiglio, capitano Ilardi. Li osserviamo in maglia gialla i ragazzi che si uniscono, si caricano a vicenda prima inizio gara, si prestano mi sa anche per fare una bellissima foto di squadra, giornata che oggi si presta benissimo per i nostri appassionati di pallone. Ragazzi in maglia bianca invece un po' defilati. Andiamo a descrivere ora la squadra quindi del Multisport Sant'Atletico Scelsa. Abbiamo sempre in ordine numerico Accardi, Aliotta, Bonanno, Durante, Lelio, Montesanto, Suglia, Taormina, Villanti, Semilia, Leonardi e Intravaglia. Riconoscimento già effettuato, immagino, direttore di gara che controlla le reti prima di poter dare avvio alla gara. Aspettiamo ancora qualche minuto prima di goderci lo spettacolo di quest'oggi. Ok, mi dice live più rec e mi dice eccoci qua, siamo ritornati, qualche piccolo problema tecnico di connessione, infatti non me ne avranno a casa purtroppo il timer, è dovuto ripartire tutta la palla in mezzo che buca tutti, palla di Maraglino in mezzo, palla avvelenata, ci arriva vicino Capitan Bonfiglio, mi sa che non la tocca, comunque palla che con rimbalzo frega tutti, nessuno che interviene, risultato quindi ora sul 2-0. Panormus che sembra sempre più padrona del campo in questo momento. Cerchiamo di giocare la palla, non pensate a giocare soliti. Ancora Maraglino che fa ferro e fuoco su quello di sinistra, allarga bene per il capitano, buono l'intervento di Leonardi, anticipare con la punta, riesce ad allontanare e non far conquistare palla ai Lardi. Quindi ancora la palla, non solo palla in mezzo, il tacco che si trasforma in un mezzo rinvio, ma recupera subito palla Chisci, bella la palla allargata verso Bonfiglio
tiro cross troppo alto, la palla sopra la traversa. Aliotta pronto a rimettere in campo il rinvio, stavolta lungo. Ancora conquistata la palla, buon colpo di testa, poi abbiamo Aloy a combattere, ancora lui pronto per gestire palla, infine vince il contrasto multisport, ma la palla riprende il fallo laterale proprio per la Panormus, che ricomincia da dietro, il palleggio pericoloso a centrocampo, comunque ancora la Panormus con Aloy che ripulisce il lancio lungo di Bocina. Cerca Bonfiglio, non lo trova, buona la copertura di Bonanno. La palla lunghissima a combattere sulla destra, ancora Bonanno, un rinvio e diventa un retropassaggio ovviamente involontario verso il portiere. Campanile che si rialza, poi ancora il solito Aloy, prontissimo a recuperare la seconda palla, prova a combinare con Kishi, Bonfiglio, cambio di gioco, riesce, anzi il rinvio, pardon, lascia sfilare, Ronzi recupera la palla e gioca verso i compagni, ricominciano da dietro, ragazzi della Panormus, ancora Kishi, prova il cambio di gioco, poi intervenire a Multisport che riconquista palla, sulla destra, palla prolungata da Lerio, nulla di fatto, non arriva a compagno, ancora Panormus, poi capitano Aiello, Ilardi, pardon, prova il cambio di gioco verso Bonfiglio, palla un po' troppo lunga, era bella l'idea, facile l'uscita per Aliotta che recupera palla. Quindi il solito numero 1, il colpo di testa, attento di Faraci, il solito Aloy a ripulire. Mette un po' di calma Kishi. Quindi Ronzi sulla sinistra, trova nuovamente Kishi, c'è l'1-2, punta la porta a Ronzi, una bella palla, imbucata verso Maraglino, tutto solo contro il portiere, grande parata di Leotta. Reclamavano per un po' di gioco, ragazzi, è Multisport, mi avviso presente, ma perdoniamo questa anche all'arbitro. Quindi ancora Ronzi con il pronto intervento di Bocina che ci mette una pezza, palla contesa sulla tre quarti, si gira bene il numero 9 Parco che vuole arrivare profondo, grande recupero difensivo di Montesanto che riesce a metterci la punta. Però guardiamo gente, 40 metri sono. Occhio che rimane a giocare. Quindi ancora Panormus con l'assedio della porta avversaria, per ora i gialli molto più presenti in campo, la palla è in mezzo, Maraglino la rovesciata, vuole farci sognare il numero 11. Ancora Panormus con Ilardi che sfrutta, Bonfiglio sfrutta molto bene il fisico, poi il lancio lungo di Giorgio. Trova Parco, la palla centrale verso Ilardi che prova il sinistro, grandissima risposta di Aliotta, si distende il numero 1 dei biancovestiti. Fantastica parata, il calcio d'angolo, ma non c'è tempo per festeggiare perché ancora Maraglino in mezzo, cross che si spegne direttamente sulla parte laterale della porta. Non riesce il giovane mancino a servire i compagni in area di rigore, quindi ancora Aliotta. Vediamo se cercherà, come precedentemente fatto, Lelio. Invece no, la palla è centrale, Rosaterra è pericolosissima perché ne approfitta Parco, ancora Maraglino, gioco di suolo in mezzo a due, Maraglino prova ad accendersi il numero 11, la palla sul sinistro, ottima la copertura di Kishi, pardon, di numero 4, mi manca, forse era 14, quindi potrebbe essere Montesanto, poi vedremo meglio. Ancora Maraglino, gioca vicino col capitano, la palla è in mezzo, un'altra grande parata di Aliotta che riesce a prolungare, ma la palla non esce, ancora Panormus sulla destra, la palla arretratissima verso Bocina che può ragionare, decide di cambiare gioco, buono il palleggio della Panormus, ancora sulla sinistra Ronzi, non riesce la giocata contro mi pare Montesanto, Suglia, pardon, poi un tiro cross, si spegne largo alla sinistra della porta del Multisport. Ancora Leotta cerca i compagni vicini, forse dovrebbe giocare come prima, stavolta dopo un segnale anche dei compagni decide di lanciare lungo.
Quindi palla che prova ad essere giocata dagli attaccanti del Multisport e ci prova a 6 miglia a servire Lelio, palla che non arriva, quindi ancora Panormus col palleggio arretrato. Gestisce bene palla con rasoterra la squadra dei gialloneri, quindi ancora Ronzi, vicino a lui Kisci, si viene a prendere palla Aloy. In mezzo a due Aloy prolunga il possesso palla, trova sulla destra i compagni, viene incontro Bonfiglio, molto bene, si muove Aloy, non viene servito, la finta di Bonfiglio, non ravvisa fallo il direttore di gara, ma ancora Panormus con Kisci, pressatissimo, quindi Montesanto deve giocare velocemente in mezzo a tre, maglie gialle, lo fa bene, ma non trova il compagno Semilia. Intanto possesso palla spagata da Panormus che riconquista, ora palla sulla destra verso Bonfiglio, l'1-2, anche 3 dei ragazzi gialloneri, molto bene, Bonfiglio ci arriva da fotocampo, cross che sfiora la parte superiore della traversa, evidentemente un pelo troppo alto, ma complimenti ai ragazzi della Panormus, bella costruzione di gioco, molto ben propositivi, molto padroni delle scelte che fanno. Difficile, oggi gara difficile per i ragazzi del Multisport. Quindi le 8. La palla larga per il solito Lelio, troppo bassa, ne approfitta molto bene Aloy che arriva al limite d'aria, Aloy le finte, il doppio passo in bucata che non passa, buona la copertura del Multisport con Montesanto e con Leonardi che stringono bene sull'avversario, cercava un'imbucata intelligente verso Maraglino. Intanto attendiamo un attimo. Giocatori del Multisport a terra, sembra nulla di grave per Accardi che si rialza, si tocca dolorante la caviglia, ma sembrerebbe in grado di continuare a giocare. Quindi riprendiamo col rinvio lungo, Panormus che riesce a recuperare solo per un attimo, poi il rinvio lungo, quindi ancora Panormus vuole gestire, lo fa anche molto bene Giorgio, serve Ronzi che se ne va sulla sinistra, serve Maraglino, si butta dentro Kisci che decide per un cambio di gioco, bella la palla in mezzo agli avversari, Bonfiglio, la corsa profonda verso il calcio d'angolo, la tiene in campo, ovviamente sul filo del fotocampo, ancora Maraglino, un'altra rovesciata, ci fa sognare il numero 11 nuovamente, purtroppo non riesce a trovare lo specchio della porta. Sicuramente per chi ricorda a FIFA quando c'erano gli artetti, diciamo per i giocatori c'erano, mi pare che era giocoliere o qualcosa del genere, sicuramente lo si potrebbe dare questo epiteto a Maraglino. Ora rientra, Marco usa bene il fisico, ma era partito in posizione di fuorigioco. Buona la difesa della palla, ravvisa anche bene il direttore di gara. Multisport alla battuta, si appresta a Montesanto, chiama il passaggio lungo per i compagni, il destro profondo, profondissimo, questo in difficoltà comunque la difesa della Panormus, cerca in qualche modo Faraci di mettere una pezza, molto buono il recupero di Lelio che ora vuole i compagni, stanno salendo i colleghi di reparto a centrocampo, provano la giocata nello stretto, la palla in mezzo, interviene molto bene Ilardi, ma è ancora Multisport, la palla che sfila verso il limite d'aria, come può Ronzi allontana la palla, ancora a centrocampo, palla ballerina, provano a mettere a terra i ragazzi sulla tre quarti, palla che in fondo viene rilanciata lunghissima da Giorgio che trova la fuga di Parco, ancora Parco inseguito da Montesanto, riesce a sporcargli il possesso, un altro grande recupero difensivo del 14 e quindi Aliotta. Il destro con Parco che lo disturba, reclama forse un fallo che non arriva, la palla prolungata e quindi Multisport che riesce a conquistare un pallone difficile, il numero 18 in mezzo a tre maglie avversarie. Siamo poi a giocare sulla destra con Bonfiglio che si allunga contro il numero 5, sterzata, trova in mezzo, molto bene! Bonfiglio che la mette dentro. Matti, devi stare dentro, Matti. Risultato di 3-0, pericolosissime le fasce dei gialloneri. Andiamo ad aggiornare il risultato, infatti. Ma sempre dietro. Per ricominciare, palla contesa a centrocampo, Panormus ancora padrone del gioco, molto bene,
riesce a tenerla in campo, affrontato da Montesanto, la palla in mezzo al secondo palo, capisce tutto Liotta che si distende e anticipa un passaggio molto pericoloso, vicinissimo alla propria porta. La palla lunga, purtroppo non c'è nessun giocatore che la può prendere. Stop un po' scomodo, diciamo, di Giorgio, poi molto bene, Ilardi recupera palla in mezzo a due, riesce a fare molta strada nella zona della tre quarti del multisport, cerca un tiro proibitivo da distanza importante, facile la presa per Aliotta ed è ancora Panormus dopo il rinvio con Bonfiglio che non riesce a gestire palla, prova a conquistare un fallo laterale, infatti si lamenta col direttore di gara, quindi riprende il gioco la Panormus con Ilardi che prova un cambio di gioco verso Maraglino, facile per Aliotta intervenire. Aliotta abbozza un rinvio disturbato da Parco, la palla in mezzo, sfila al primo controllo, non riescono a mettere a terra i ragazzi del multisport, molto bene Ilardi con Bonfiglio, combinano bene i due, palla nuovamente sulla destra, ancora Bonfiglio, gestisce col fisico, la palla in mezzo, trova Aloi che aveva agganciato anche bene, calcia un po' timidamente, facile per Aliotta intervenire. Sempre Aliotta, la palla lunga, trova il compagno, bello lo stop di Semilia, poi disturbato col fisico, molto efficace l'intervento di Bocina, chiama palla Ilardi, vuole il movimento di Maraglino, capisce tutto Leonardi, ma è ancora Panormus con Bonfiglio sulla destra, Maraglino cambia palla all'altro lato, era in fuorigioco il numero 11. Ben ravvisato dal direttore di gara, perché commentano scherzosamente gli allenatori le scelte del direttore di gara. A mio avviso, per quanto conta, pure questa palla fuori gioco, forse di poco, si era mosso bene Maraglino. Sicuramente non evidente come quello chiamato in precedenza. Parco ancora a disturbare. Vicinissima la barriera fatta da Parco sul rilancio di Aliotta. Prolungata, c'è Ronzi che ha qualche difficoltà a mettere a terra, poi molto bene, se ne esce in mezzo a due, ancora Ronzi, lo spazio per il destro, non prende l'effetto desiderato, palla calciata forte ma con una traiettoria troppo tendente verso il fondo del campo. Comunque ha messo una pezza benissimo Ronzi dopo il primo controllo così, palla lunga di Aliotta, mette bene a terra il numero 31 Taormina. Ancora Multisport provano a giocare, ma è densissimo il pressing a centrocampo della Panormus. Ora con calma, la palla arrancata verso Ronzi, trova Kisci che sta allargato benissimo, trova quindi Aiello che ha spazio per viaggiare, bella l'imbucata per Maraglino che è là sul sinistro. Manca lo stop di qualche centimetro, la palla era giustamente servita forte e decisa da Ilardi, altrimenti non sarebbe potuta passare data la buona copertura di Leonardi e Montesanto. Quindi ancora Liotta, la palla lunga, Bonfiglio con la testa, la palla che resta lì, nuovamente con la testa, Liotta stavolta col tacco, cerca di prolungare il numero 31 Taormina, ancora palla combattuta, sempre il numero 31 contro il capitano dei gialli, riesce molto bene Ilardi in mezzo a due a mantenere il possesso del pallone, quindi sulla destra, parla per Aloi che si gira bene, vuole Maraglino, la palla è lunga ma ci arriva il numero 11, palla sulla linea, il tunnel, ancora Maraglino scatenato sulla sinistra, salta anche il secondo, Maraglino serve un pallone d'oro per Parco il destro e la rete della Panormus che gioca benissimo in grossa difficoltà. I ragazzi del Multisport cercano ancora di trovare il ritmo giusto per entrare in gara, risultato che parla da sé finora, 4-0 per i padroni di casa che sono scesi benissimo invece in campo, come si trovano bene il ragazzo di maglia giallonera. Palla per il Multisport, poi c'entra per cambio di gioco che non passa, ci ha messo molto bene Kisci, palla prolungata Maraglino non la tiene, quindi il rinvio con la testa Giorgio, ancora Loi allarga verso Bonfiglio, la sovrapposizione di Faraci, la palla che gli arriva, abbozza una copertura, Bonanno, non è necessario intervenire, copre bene lo spazio all'avversario, costretto a un cross difficile, poi molto bene Liotta, trova sulla fascia Suglia,
che ha messo molto bene palla a terra, poi, pardon, l'Elio, numero 26, non 25. Poi pronto e pulito, anche deciso l'intervento di Faraci, quindi ora fallo laterale battuto male, sulla fascia Parco, si lancia da solo, supera tutti, ancora Parco, contro di lui viene saltato netto anche Villanti, poi la palla dietro, spazio per calciare per Ilardi, non trova la porta difesa da Liotta, probabilmente, anzi mi sento dire a questo punto sicuramente una deviazione difensiva. Infatti, conseguenza logica è il calcio d'angolo per la Panormus, la palla messa in mezzo, secondo palo, Maraglino spazio, lo stop di petto, la palla sul sinistro, gliela ruba Ilardi, non perde occasione per calciare in porta e lo fa molto bene, diciamo che finché si segna queste scaramucce non è meno, 5-0 per la Panormus, importante, in grossa difficoltà, speriamo riescono a ritrovare la quadra di gioco. Altra palla riconquistata dalla Panormus, Maraglino contro tutti, salta il primo, salta il secondo, alza la testa, la palla per Aloi, vuole la giocata, non riesce a mantenere comunque palla, trova bene Kisci, da bravo play cambia tutto il gioco verso Bonfiglio, mentre ha cambiato fascia, Bonfiglio la palla sul destro, la finta, ancora Bonfiglio, ora sul sinistro, la palla in mezzo forte, ben piazzato Montesanto che devia in calcio d'angolo. Palla arretrata, se la viene a prendere Kisci, gioca con Bonfiglio, che ha spazio per il destro, la traversa, a dire di no, quello che sarebbe stato un Eurogol. Sottolineiamo, come detto precedentemente, che Bonfiglio è entrato benissimo in gara. Le due ali della Panormus oggi stanno mettendo a ferro e fuoco la difesa del Multisport. La palla lunga, interviene Capitani Lardi, Kisci molto bene però a prolungare per Aloi, la palla che non passa, riesce ancora a recuperare in secondo momento, quindi allargata verso il numero 11, ancora prova doppio passo, supera bene Bonanno ma non riesce a superare Villanti che spedisce la sfera in calcio d'angolo, e quindi ancora Maraglino. Viene incontro Kisci, non riesce alla giocata, attenta alla difesa del Multisport, quindi ancora Maraglino si sistema la palla per calciare lungo, il sinistro in mezzo, forte, teso, palla pericolosa, resta lì, ci prova ancora Capitani Lardi, nuovamente palla deviata, nuovamente calcio d'angolo, nuovamente Maraglino pronto alla battuta. Maraglino, il sinistro, la palla in mezzo, forte, tesa, pallone che resta lì, una serie di palloni spizzati, la palla che resta in aria, ancora Liotta, grande parata, grande risposta sul calcio, mi pare di Parco, poi arriva l'occasione da gol anche per Giorgio che spedisce sopra la traversa. Tanto aspettiamo un attimo per medicare uno dei giovani giocatori. Siamo pronti per ripartire, nulla di grave. Speriamo per il numero 2, un piccolo graffio da cui comunque non smette di uscire sangue, recupera bene Aloi, ancora lui. La progressione sulla tre quarti, prova l'imbucata, trova Bonfiglio da fermo, calcia! E la mette a primo palo, Bonfiglio scatenato, trova l'angolino basso, non ci può arrivare Aliotta che si era anche disteso bene. Il risultato quindi ora che verte sul 6-0. Aspettiamo un attimo uno dei giocatori del Multisport a terra, attendiamo l'arrivo del mister per medicare uno dei suoi giovani. Speriamo non sia nulla di grave e che possa riprendere a giocare il giovane centrocampista del Multisport.
sembrerebbe Accardi costretto a uscire dal campo, ovviamente per l'intervento dello staff medico, diciamo, o comunque dell'allenatore. Diciamo, come di consueto, ovviamente tante figure devono essere ricoperte da poche persone. Ora dobbiamo attendere che il direttore di gara consenta al giovane Accardi Gabriele di rientrare in campo. Sente ripartire alla battuta Semilia, la palla arretrata la difesa, poi vanno a costruire i ragazzi del multisport a centrocampo, palla che non passa, ci pensa molto bene Bonanno, mi pare, quindi Semilia prova il lancio lungo, buono il recupero di Giorgio Maraglino, stoppa molto bene il centrocampo, chiama il movimento del compagno, la palla rasente, interviene molto bene Montesanto, la palla che resta lì, Bonfiglio, un altro cambio di gioco, ora Bonanno con la testa allunga, palla che resta lì, prova ad autolanciarsi, in questo caso Farasci, ci arriva infine benissimo Aloi. Avevo anche io sinceramente perso le speranze su questo passaggio, invece riescono molto bene i ragazzi della Panormus a reagire alle situazioni e a divenire sempre pericolosi, cercare sempre la giocata, il passaggio, molto bene i ragazzi della Panormus, una squadra che fin qui sta giocando molto bene, comprensibile la difficoltà di gara oggi per i ragazzi del multisport, una compagine molto ben organizzata, la palla lunga iniziato da Accardi che intanto è rientrato, Semilia prova la giocata, non riesce, quindi Bonanno, il lancio lungo a cercare l'attaccante che non arriva perché è piazzato bene Capitani Lardi, fa tutto solo, arriva sulla destra, un tiro cross che scheggia la traversa, stava anche in questo caso per entrare veramente un Eurogol, ottima partita anche di Capitani Lardi fin qui. Intanto fa la laterale con Montesanto a combattere con Bonfiglio, è proprio il numero 25, riesce a passare, salta anche la versione diretto, va a contrasto, grande sacrificio, il numero 25, pardon, Suglia, non Montesanto. E ancora Panormus con Bonfiglio, in mezzo a 2-3, prova il destro, stavolta Montesanto, interviene bene, si mette tra avversari e porta, difende lo schermo a sua volta difeso da Aliotta, intanto fuori gioco, messo male Maraglino, si è presta la battuta Bonanno. La palla lunga, cerca Semiglia, facile intervenire per Maraglino che punta la versione diretta, ancora Maraglino, gioca con la suola, ne salta uno, la palla in mezzo, cerca Parco, rimette alle spalle Aloi, ma fa tutto da solo Parco, si gira benissimo in mezzo a due, finta di scaricare il pallone, poi il gioco di suola riesce a rivolgere lo sguardo verso la porta e implacabile batte Aliotta. Panormus non riescono a impostare i ragazzi del multisport, Bonfiglio sulla sinistra, ne salta due ancora Bonfiglio, la palla sul sinistro, non è il suo piede, cerca di calciare come può, addirittura calcio quasi in scivolata, si allunga per cercare di dare forza al pallone e non riesce bene il cross. Ora è chiamato per la prima volta all'intervento Ciotta, gioca bene per la squadra, ancora molto bene, trovato Ilardi da Ronzi, recupera il multisport ma solo per un attimo, palla difficile da gestire per Bocina che decide di tornare da Ciotta, ancora Ciotta, palla tra i piedi, lancio lungo, trova Aloi, ancora la Panormus con un bel palleggio a centrocampo, riesce a liberare il destro di Ilardi, cambia tutto verso Bonfiglio che ha spazio per stoppare, la tiene in campo contro di lui, saltato nettissimo Leonardi, palla arretrata, tiro ghiottissimo della Panormus che non riescono in questo caso a segnare, il risultato che rimane sul 7-0, quindi Aliotta che è pronto a rinviare, palla lunga d'interno con il numero 31 Taormina, cerca di tenerla giù, non riesce, quindi Lardi salta la versione diretto, fallo
ravvisa subito il direttore di gara. Davanti la palla, devi dire, oh, davanti la Battono veloci ragazzi la Panormus con Aloy che ha spazio per avanzare, se arrivi più passi Aloy al limite, c'era una bella imbucata per Bonfiglio, non si aspettava più il passaggio, forse le serie di finte avevano mandato fuori tempo e compagno, quindi il rinvio lungo del multisport, ora sarà rimessa laterale, ci pensa Ronzi, palla arretrata. Molto bene Giorgio, cambio di gioco, trova Aloy che può sfruttare la velocità, bellissima l'imbucata per Maraglino, direttore di gara, però non è d'accordo sui tempi di inserimento, troppo precoce il movimento di Maraglino e quindi si trovava in fuorigioco al momento del passaggio. Questo al fondo Montesanto, la palla lunga, cercava Semilia, palla che non arriva. Panormus che possono gestire Ronzi, il cambio di gioco, non riesce nell'intervento, Accardi, la palla imbucata verso Parco, c'è Montesanto che ci mette la punta, ma non è finita perché arriva come un treno, Faraci la rimette in mezzo, la palla che resta lì, Aloy la stoppa, si alza, accenna, è una rovesciata che non arriva, poi calcia, ben difesa la porta dal multisport, poi il destro da lontano, ancora del numero 2 che era rimasto in zona, Faraci, interviene bene Liotta, intanto buca l'intervento, occasione per il multisport da lontanissimo, era andato fuori tempo Bocina, erano in 3 contro 0, contro 1, praticamente contro Giorgio che usciva contro gli avversari, potevano forse gestire meglio i ragazzi del multisport, occasione Ghiotta, tiro dalla distanza, ben parato da Ciotta. Quindi ancora Panormus, Aloy, trova Parco, c'è Kisci che ha spazio per calciare, decide invece di servire Maraglino, che la mette molto bene a terra, era tutto solo contro Liotta, suona, fischia, giustamente, il direttore di gara fuori gioco, questa volta abbastanza evidente la posizione irregolare del numero 11, bella la palla comunque di Kisci da sottolineare. Quindi Liotta, la palla lunga. Va a contrasto numero 25 Suglia, ma non c'è più tempo, a fine primo tempo, sul risultato di parziale 7-0, un po' impietoso, ma diciamo che rappresenta bene l'andazzo della gara. I ragazzi maglia gialla assolutamente, per ora padroni del campo, qualche segnale di vita dai ragazzi del multisport che ci stanno mettendo tanto cuore, ma molto difficile riuscire a recuperare la gara, quindi a tra poco per la seconda frazione di gioco. Ha fatto la sua partita, ci ha colpiti nel sonno, perché quando prendi un gol a un minuto e 40 secondi, così come è successo domenica scorsa, solo domenica scorsa siamo riusciti a ribaltare, questa volta insomma, abbiamo subito l'onta di qualità che ha indicata nelle varie zone del campo, quindi anche il secondo gol insomma un po' fortunoso per via di un infortunio del nostro portiere, ma ripeto, non ho nulla da togliere ai meriti del Licata. Potevamo entrare in partita con il calcio di rigore che insomma non è entrato, ma fa parte anche questo del gioco, quindi siamo rientrati in partita troppo tardi, quando già come dire, le situazioni si erano un po' stabilite a favore delicata, però va bene così, dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo capire sempre che insomma siamo una squadra che deve lottare, deve come dire, conquistare metro dopo metro, non dando mai all'avversario la possibilità, specie come quello di oggi, a cui non va dato assolutamente nessun tipo di vantaggio. Avete aperto una pagina importante del calcio siciliano, non solo, perché ora è stata una squadra che credo che abbia dettato, insomma, abbia cambiato anche il modo come dire, di vedere il calcio, con Zeman prima, poi con gli allenatori fino a Papadopoulos, successivamente poi la scalata fino alla Serie B credo sia stata la giusta consacrazione per un ciclo che credo sia ripetibile. Poi personalmente devo dire che ho avuto l'onore e la fortuna di giocare l'ultimo anno in cui il Licata stava ai professionisti un derby l'1 maggio del 94, nel quale ero in campo con Enzo Campanella, con
Mimmo Giacomaro, dall'altra parte delicata c'erano insomma Zangara e Gonzaga, Pippetto Romano, insomma diciamo c'era mezza squadra di quella insomma, di quel blasone a cui facevo riferimento, che ripeto rimane unica, rimane un punto di riferimento sicuramente che ancora stentano le società a imitare, perché quello che ha fatto Zeman, quello che è successo a Pellicate, insomma, può accadere ovunque. Zeman poi l'ha fatto a Foggia, poi insomma nelle grandi società non ha potuto ripetere queste cose, però ripeto, il sistema calcio a quei livelli ha ha altre leggi, altre situazioni, poi rimane questo fantastico ciclo, di cui Enzo è stato uno degli artefici. Non so dove finiscono i nostri demeriti, iniziano i meriti delicati e viceversa, nel senso che c'è un filo sottile che fa da spartiacque, quello che dopo il gol, 1 minuto e 40 secondi, ripeto, quello ti taglia le gambe, anche perché ti fa saltare un piano gara che per noi, ripeto, io fino alla fine ho giocato con 4 attaccanti, quindi non sono venuto qua per difendermi, per difendere poi cosa, perché se ti difendi una squadra come Ligata ti rintanano nella tua metà campo e rischi di... Dovevamo ecco, tenere un po' più duro, cercare di non subire così come abbiamo subito quel passivo di 2 reti, ma ti ripeto, fa parte del calcio e poi potevamo, come ho detto poc'anzi, riprendere la gara. Vedo, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. E naturalmente poi di fronte abbiamo un avversario di elevata caratura e quindi con questo bisogna fare i conti. Ripeto, non averla aperta al primo tempo è stato un peccato perché abbiamo assistito a una bella partita, ma tutto sommato, ripeto, non credo che il pubblico si stia annoiato. Poi, insomma, che noi non siamo molto contenti, questo è ovvio, il risultato ne testimonia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, non dobbiamo mai tirare remi in barca, ma qualsiasi sia il risultato. Naturalmente, ripeto, venire qua dopo neppure 2 minuti e andare sotto è difficile poi riprendere il battere della matassa, ripeto. Poi ci abbiamo tentato, Cristian ha annunciato, ci aveva tentato anche nel primo tempo, il rigore, come ha detto, poteva cambiare tutta la partita. Ripeto, dobbiamo lavorare per essere sempre squadra, per essere sempre sul pezzo e capire che dal sacrificio, dalla lotta di ogni centimetro, io parlo sempre dei primi 5 centimetri e degli ultimi 6 secondi che sono fondamentali per ogni sport, ma nel calcio in particolar modo, perché arrivi prima dell'avversario e finisci dopo di lui. La Mistretta veniva da un periodo nel quale aveva recuperato qualche piccolo acciacco, probabilmente oggi insomma, c'è stata una brusca frenata, una caduta, ricaduta, non saprei come definirla, perché poi fondamentalmente stretto i denti domenica scorsa, in settimana abbiamo tentato di recuperarlo nel migliore dei modi, pazienza, in settimana cercheremo di recuperare un po' tutti, anche 111 ha avuto un risentimento muscolare. Ripeto, finora ci era capitato ben poco sotto questo punto di vista, dobbiamo prenderne nota. La fatica, il viaggio sicuramente sono cose la tensione, sono cose che pesano nell'economia psicomotoria di un calciatore, quindi questo credo che ne faccia parte per quanto riguarda 111. Per quanto riguarda Mistretta valuteremo le sue condizioni, speriamo che possa riprendersi quanto prima.
Amiche e amici di Sportissimi, bentornati. Siamo in attesa di ricominciare il secondo tempo. Si affronterà sempre Panormus contro Multisport San Atletico Scelsa. Ora i ragazzi in maglia bianca alla nostra destra del Multisport pronti a rimettere in gioco. Direttore di gara con gli ultimi sguardi e le ultime attenzioni, pronto per ricominciare la gara. In questo caso richiama la necessità di avere uno dei giocatori messo a fare il guardiarini dall'altro lato. Purtroppo dal regolamento esistono queste cose che a mio avviso dovrebbero anche essere abbandonate. Siamo pronti per ricominciare, quindi Atletico Sport che riprende il gioco dopo il fischio d'inizio in ripresa del direttore di gara, quindi la Panormus ha fatto anche tanti cambi. Ora andremo piano piano ad analizzare i nuovi entrati. Sempre Panormus che ricomincia con l'andazzo mollato a fine primo tempo, riprende in campo con Parco che stoppa palleggio, rovesciata, ci fa sognare per un attimo. Ora per rinviare il Multisport copre molto bene il solito Ronzi sulla sinistra e quindi ora Maraglino che va alla battuta. Forse si sono invertiti i due, terzino esterno sono scambiati. Ora Panormus che prova tutto da solo, mi sembra un neo entrato, vedremo chi dei nuovi ragazzi. Il numero 15 Dome, che prova una bella giocata, tutto giocano stretti, ragazzi della Panormus, la palla arretrata verso il numero 13, un tiro passaggio interessante, riesce ad approfittarne e a giocare bene Piscitello che aveva trovato Giorgio in posizione pericolosa, non riescono a ultimare la giocata, quindi ancora Panormus con Rozzi sulla sinistra, punta tutti, l'1-2, riesce molto bene ancora Rozzi, la palla sul destro, Aliotta ci mette il piede e poi il solito Montesanto a buttare fuori. Intanto è rimasto a terra uno dei giocatori del Multisport, attendiamo di capire e speriamo che sia in grado di continuare la partita. Si rialza in piedi prontamente, numero 7 mi pare, Durante. Comunque possesso ancora per la Panormus e si appresta a battere il calcio d'angolo. Palla in mezzo forte, Dome trova, cerca Giorgio, poi trova Maraglino che prima stoppa, poi cerca un colpo di testa a distanza ravvicinata, quasi bruciapelo, non riesce a imprimere la giusta direzione e forza a pallone, quindi Multisport pronto a ripartire. Parte dal basso con Montesanto, la finta riesce molto bene di Montesanto sul pressing di Dome, la palla in mezzo, cerca di girarsi in mezzo a tre, Taormina non riesce, quindi ancora Panormus con Ronzi, cerca un elastico un po' smozzicato, la palla resta lì, il rinvio lungo e ancora Giorgio che ha una palla interessante, una tre quarti di destro forte non abbastanza per impazzire Aliotta che conquista bene e va a rilancio lungo, la palla lunghissima, Maraglino in due tempi cerca di mettere giù, poi la palla prolungata verso il numero 16 Nicolosi che trova bene Ronzi, lancio lungo verso Dome, prova un sombrerino ai danni di Montesanto, palla che non passa, ancora Montesanto, i due a duello, molto bene il numero 14, legge col fisico, combatte, forse reclama per un fallo, non è d'accordo il direttore di gara. A mio avviso giustamente aveva riconquistato molto bene Dome, destro largo da posizione molto invitante. Seconda occasione per il numero 15, è entrato bene l'attaccante della Panormus, ha avuto anche lui l'occasione di essere segnato sul tabellino, bella la palla allargata sulla sinistra di prima, numero 26 Lelio che aveva cercato Semiri, la palla che non passa, presa concitata, purtroppo le strutture del campo non consentono di fare una ripresa quantomeno agevole, diciamo in questo modo a mettere una pezza, quindi ancora Multisport, la palla in mezzo, cercano di gestire vicino, ragazzi in maglia bianca non riescono per il buon pressing della difesa giallonera, quindi ancora Multisport, lo fa laterale, la palla prolungata, a cercare Accardi, interviene bene di testa, numero 18, anche lui tra i neo entrati, Baddaria. E ancora Panormus. Palla giocata da Soterra, molto bene, il cambio di gioco, si apre bene Parco, si butta dentro
il numero 14 Piscitello, invece arriva un cambio di gioco verso Ronzi che ha spazio per mettere giù a duello con Leonardi, il destro di Ronzi troppo alto, non riesce a trovare lo specchio della porta. Panormus riconquista la palla interessante sulla destra, Parco contro tutti, trema gli avversari, salta il primo, salta il secondo, ancora Parco, cerca una ruleta Veronica nei tempi che non riesce, ma ancora palla da Panormus che riconquista subito con Dome, taglia molto bene il numero 18 Baddaria che stoppa e tira in una frazione di secondo, 8-0, bella combinazione finale della Panormus, fase un poco più rocambolesca, quella di costruzione del gioco, con Parco che era andato contro tutti, riesce comunque a conquistare, a trovare i compagni e, come dicevamo precedentemente, una di quelle che mi sembra una delle grandi qualità della Panormus è quella di riuscire a ricavare sempre il meglio dalle situazioni, anche un'azione sporca, anche un contrasto, anche un rimpallo, poi i ragazzi sono subito pronti a rimettere palla a terra e impostare, riuscire ad andare in porta con molta pulizia, molta efficacia. Ora Ronzi premia il taglio profondo di Parco, la tiene in campo, ancora Parco contro due, il sinistro cerca in mezzo, era forse Dome? Sì, che non trova l'appuntamento col pallone, ancora Panormus col fallo laterale. Maraglino e Ronzi. Solita capito sulla sinistra, la palla in mezzo, molto bene mi pare Bonanno. Da lontano vedere i numeri è difficile, era Taormina, intanto l'ottimo recupero difensivo anche di Pampinella, anche lui appena entrato, occasione intanto per Multisport che cerca di affacciarsi nella metà campo avversaria, riconquistano palla i ragazzi della Panormus con Maraglino, ora la palla centrale, giocano bene due tocchi i ragazzi della Panormus, ancora Ronzi, premia Dome che si butta dentro, salta l'avversario diretto da posizione molto difficile, defilata, cerca di tirare la terra che piglia il palo, poi ancora Rozzi conquistare palla, la palla arretrata, occasione per Baddaria che non trova. Era gol, palla che esce, scusate, buonissimo allora la conclusione di Baddaria, pallone che entra e esce e dà l'illusione di essere finito sulla parte laterale della porta. Andiamo a segnare il risultato, gol di Baddaria per il 9-0 della Panormus. Centrocampo con difficoltà, Multisport non riesce ad impostare l'occasione per Ronzi che dalla distanza fa la barba al palo accanto al set e quindi ancora Multisport. Quindi ora Bonanno l'ha rimessa lunga, ci mette la testa Ruisi, anche lui tra i entrati, Parco contro Bonanno, palla che finisce in fallo laterale. Battono vicinissimi, ragazzi della Panormus, la palla dentro, Parco, a mezzo la rovesciata, accennata da Dome, non riesce, Ronzi, tiro smozzicato, smozzicato da quasi il vertice d'area e quindi ora Liotta. Una palla lunghissima, interviene Maraglino, anticipa bene Suglia ed ancora Multisport e poi il numero 16 Nicolosi a ripulire, azione un po' confusa, ora Piscitella mettermene giù, combina con, Nicolosi con Piscitello, ancora adesso Pampinella, larga il pallone per Ronzi, al limite d'aria, ancora Ronzi destro potente, Aliotta risponde benissimo, risponde pronto, Aliotta si distende bene dal primo palo, oggi chiamato tanto in causa nonostante tanti gol subiti e sicuramente psicologicamente molto pesante per un portiere, ma non si sta facendo abbattere, comunque sta dimostrando grandi doti tra i pali. Ora calcio d'angolo per la Panormus, la palla arretrata verso Maraglino, uno schema, il sinistro a girare bellissimo per Giorgio che è in scivolata, cerca di impattare il pallone, non arriva, almeno arriva a toccare il pallone ma non a deviarlo in maniera decisiva verso la porta del Multisport Atletico Celsa.
la palla allargata, non riesce ora nello stop Lelio, quindi ancora Panormus con Ruisi che cerca Dome, stop è uscito male, invece molto bene Pampinella, era Nicolosi, perdono, ancora Pampinella, cerca di fare tutto da solo, stavolta ci mette bene una pezza Lelio e ancora Panormus al limite d'area, in mezzo a tutti, molto bene Dome, riesce a mantenere il possesso, pressato da Montesanto, ancora Dome la tiene in campo, la palla in mezzo, c'è Ronzi con un fantastico stop d'esterno, poi la palla a tiro diciamo sicuro, a portiere battuto che prende il palo. Numero intanto di Ruisi sulla destra, spazio per avanzare ancora Ruisi, il destro forte, però non c'è nessuno dei compagni, era difficile andare ad occupare bene gli spazi in area, del resto bella la palla recuperata proprio da Ruisi, si era girato benissimo il terzino destro, è andato subito al cross. Non hanno avuto il tempo di compagno, la reattività per andarsi a mettere in una zona pericolosa. Aliotta, una palla lunga per nessuno, c'è Giorgio che mette bene palla a terra, poi Baddaria allarga verso Maraglino, trova Ronzi, ancora Ronzi, ha tanto spazio per avanzare, Ronzi accelera sulla sinistra, il numero 3, grande cavalcata, entra nell'arietta piccola, il destro, l'angolazione è difficile, ci pensa Aliotta a rispondere bene. Quindi ancora Ronzi, la palla arretrata, qua si incastra un po' con Maraglino che poi riesce nel contrasto. Ancora Maraglino a duello contro Suglia, la palla tenuta per un attimo da Accardi, ci pensa poi a ripulire il numero 16 Nicolosi che spara una palla che colpisce la parte inferiore della traversa, poi rimbalza sulla linea ed è facile venire per Aliotta. Piscitello, un pallone allargato verso destra, ci prova Lelio che non può tenere palla sul pronto buon intervento di, mi pare che fosse Pampinella, ora vedremo. Cosa concitata, serie di colpi di testa, scontro Nicolosi con Taormina che si tocca la fronte, sembra nulla di serio, forse una smanacciata, speriamo non si sia fatto nulla, si tocca il naso. Ruisi, pardon, Nicolosi, numero 16 mi sembra di vedere. Sì, sicuramente non era Ruisi. Sì, vi confermo Nicolosi, nel punto dell'uscire, essendo arrivato l'intervento medico dalla panchina. Battuta per la vicina per Giorgio che intanto è diventato capitano, essendo usciti sia Bonfio che Ilardi, e quindi ancora Ronzi. E sulla sinistra sta facendo ferro e fuoco, tenta il cambio di gioco, molto bene Piscitello che si gira, cerca l'imbucata, riesce comunque a passare la palla, pericolosa combin tra Montesanto e Aliotta. Pallone che rimpalla pericolosamente vicino alla porta del multisport, quindi calcio d'angolo, Parco la mette in mezzo, la palla attraversa tutta l'area, c'è spazio per Ronzi provare il destro, palla che finisce abbondantemente sopra la traversa. Montesanto che allarga e riesce a giocare con Leonardi, ancora Montesanto in mezzo a tutti, buona la progressione ma non può trovare nessun compagno libero, ne approfitta Pampinella, cerca un passaggio avanzato per il compagno che non arriva, quindi Giorgio che ha spazio sulla tre quarti, avanza benissimo, destro forte Aliotta in due tempi, ancora Aliotta, lunghissimo, cerca Suglia che va all'inseguimento di Maraglini e decide in un retropassaggio. Ora ci sia stato anche cambio portiere, non vorrei sbagliarmi, quindi non più Ciotta ma Ciresi in porta, quindi Parco che ha spazio per avanzare, accelera bene Parco, ma c'è anche la chiusura di Villanti, pallone comunque riconquistato, tenuto il possesso da Parco, scivolata, infine non basta, intervento difensivo e fallo laterale, il numero 9 alla battuta. Palla in mezzo, molto lunga, profonda, diventa buona per Ronzi che cerca un calcio in volée, pallone che si spegne alto sopra la traversa.
Aliotta il rinvio un po' smozzicato, ci mette una pezza bene Taormina, ma la palla resta lì, occasione quindi per la Panormus, combinano abbastanza facilmente Piscitello e Dome, quest'ultimo a posizionare la palla alle spalle di Aliotta, risultato quindi che diventa di 10-0, entriamo nella categoria della doppia cifra. Risultato impietoso per i ragazzi del Multisport, che comunque ci stanno mettendo tanta cuore, tanta energia per cercare di dire la propria, da apprezzare sicuramente lo spirito combattivo dei ragazzi. Poi ahimè il risultato parla da sé. Quest'oggi abbiamo pressoché visto una sola squadra che è riuscita sicuramente a imporsi fortemente sull'altra. Multisport che cerca di organizzare ma con grande difficoltà, intanto invece in grande rispolvere i ragazzi della Panormus riescono bene a trovarsi nei dribbling. Ora errore nello stop di Parco, molto bene il numero 16 Nicolosi che larga tutto verso Ronzi, arriva Maraghino velocissimo sulla sinistra, ancora Ronzi, ha spazio per calciare il destro e la rete di Ronzi. Ci aveva provato più volte, trova finalmente la direzione, l'impatto giusto, l'energia che serviva per superare Aliotta, che arriva comunque a spizzicare il pallone. Ci ha provato il numero 1 del Multisport, ma destro micidiale di Ronzi, risultato sull'11-0. Multisport alla battuta col solito Montesanto, che ora prova a giocare, scambia col terzino, la palla allargata verso Travaia, prova la giocata Lelio, non riesce, Parco molto bene con la testa, la finta su Taormina, l'imboccata per Ronzi, spizza soltanto Leonardi, non riesce a intervenire, ancora Ronzi, la Veronica molto bene, ancora Ronzi, scatenato, galvanizzato dal precedentemente gol. Ruleta per come si dice oggi, o Veronica per come si diceva ai miei tempi, e poi pallone sparato secco sotto la traversa, nulla da fare per Aliotta. Ha cercato tanti, ne ha trovati due bellissimi alla fine. Ronzi molto bene, esterno sinistro della Panormus. Montesanto con Taormina, prova avanzare di punta, ancora Giorgio molto bene, sicuro di sé, in scioltezza. Anche il risultato consente ai ragazzi di giocare sul velluto, come si suol dire. Palla prolungata verso Parco, ravvisa fuori gioco il direttore di gara. Era Multisport con il solito Aliotta, pronto a rinviare, palla conquistata da Parco sulla tre quarti, molto spazio per i giocatori di maglia gialla. Parco prova a saltare diretto, Villanti non riesce a passare, ma ancora per non mostrare di conquistare il pallone. Occasione per Dome che vuole saltare tutto, ancora Dome riesce a passare, ne salta tutta la linea difensiva, spacca in due la formazione avversaria, poi con la punta piazza alle spalle di Aliotta, anche spazio per il bel gol di Dome. Sì. Interessante, prova a mettersi in propria a card, centrocampo, pressato, bene da Piscitella, combattono i due, voleva ripartire Nicolosi, non riesce a passare, Piscitello, pardon, non riesce a passare, poi nemmeno commette fallo su Semilia. Oggi di munizione, quindi con Montesanto che lancia lungo, lunghissimo, non può intervenire nessuno, lascia sfilare Ciresi Giuseppe e gioca vicino. Ora difesa, quindi ancora Panormus sull'alto di destra, palla resta in campo, Parco può alzare lo sguardo, vuole premiare il movimento di Dome che si era mosso molto bene.
Vieni qua con le mani, con le mani. Scappala, vai, vai. Molto spazio a Lelio per poter giocare, non riesce a passare, palla ancora per il multisport, quindi fallo laterale. Vediamo se riescono i ragazzi a imbastire un'azione pericolosa. Molto bene Piscitello, anticipare, serve Parco che può puntare la difesa avversaria, ancora Parco, l'accelerazione, salta l'avversario diretto, ancora Parco, sceglie di tirare forte, molto bene Liotta. Non ha potuto nulla Villanti contro il numero 9. Ancora il duello, poi arriva dietro il numero 16, Chop secchissimo, la palla sul sinistro. Grande la giocata di Nicolosi, palla che resta lì pericolosamente al limite d'aria, prolungata, palla che resta ancora al limite d'aria. Infine Villanti, corrinoccio lungo, c'è Giorgio ben piazzato contro di lui, saltato netto Semilia e poi palla che arriva sulla sinistra con il piccolo numero 11 della Panormus, Maraglino, il più minuto oggi dei giocatori in campo, ma sembra proprio un gigante su quella sinistra. Due rovesciate, doppi passi, colpi di tacco. Oggi una grandissima gara del numero 11. Palla lunga, bello lo stop. E poi riesce a gestire Ruisi, ancora con Piscitello. Vediamo se riescono a uscire da questa situazione stressante. Buono l'intervento di Lelio, ma ancora Panormus con il possesso del pallino di gioco. Si larga bene Giorgio, cerca verticale, poi la palla che resta lì, intervento duro su Semilia, che era riuscito a recuperare una palla importante. Occasione, zona interessante per il multisport. Vediamo se almeno per l'orgoglio riescono a portare a casa quantomeno il gol della bandiera. Sarebbe motivo sicuramente di un piccolo vanto per i ragazzi che quantomeno hanno già dimostrato di non mollare e di impegnarsi fino all'ultimo. Sicuramente diciamo un gol potrebbe essere gratificante per tutti gli sforzi messi oggi in campo. Montesanto si appresta alla battuta, conta i passi, uno sguardo alla porta mentre Ciresi finisce di sistemare la barriera. Montesanto, il destro violento, troppo alto. Resta tu, Anto, dove sei, Anto, vai, Ciresi dove sei? che gioca vicino, decidono di gestire palla a terra i ragazzi della Panormus. Giorgio e Maraglino sulla sinistra, 4 maglie avversarie attorno a lui, non riesce questa volta. La magia, ecco, Funambolo era. Se qualcuno ha seguito inizia partita, parlavo dei gagliardetti di FIFA che si potrebbero dare ai giocatori, sicuramente Maraglino avrebbe avuto quella di Funambolo e quindi ora bella l'imbucata verticale, si muove bene Dome sul passaggio di Nicolosi, la palla subito lunghissima, cerca Liotta di beccare mal posizionati gli avversari, ma Giorgio in mezzo a due conquista benissimo la palla con la sola, ancora Giorgio, infine si allunga un po' troppo il pallone, cerca il compagno con la punta, troppo in ritardo, non riesce a giocare. Ora multisport sulla destra con Suglia che prova l'azione personale, non riesce a passare. Affacciano nella metà avversaria i ragazzi maglia bianca, la palla lunga proprio ancora per Suglia, contro di lui riesce a prolungare con la punta Baddaria. Nuovamente Suglia ora col pallone tra le mani, sembrerebbe volerlo lasciare. Posteriormente invece lui che va la battuta, cicca con la testa Giorgio, la palla però resta lì dopo un recupero, la palla allargata subito da Dome, mi pare, Nicolosi, pardon, palla per fallo laterale. Pronto Leonardi a mettere in mezzo, colpo di testa della difesa gialla. E ancora multisport sulla tre quarti avversaria, si affaccia un po' avanti la squadra bianca con una serie di contrasti, poi palla prolungata in mezzo da Montesanto, Giorgio di testa, non arriva Bonanno, la può mettere a terra invece Baddaria che avanza sulla sinistra, prolunga, buona la copertura di Bonanno, Leonardi, pardon, e poi Maraglino, recupera bene, trova Ronzi, ancora Maraglino, l'unico che riesce bene, sempre Maraglino, sulla tre quarti,
salta l'avversario diretto, trova largo Parco che ha spazio per pensare, la sterzata, il sinistro che non passa, però ancora Parco sulla seconda palla, nuovamente spazio per calciare Parco, Aliotta con la gamba. Palla arretrata, tanto spazio ora per i gialli, il sinistro di Nicolosi e un'altra ennesima grande parata di Aliotta. E sarà calcio d'angolo per la Panormus. La palla in mezzo, alta, seconda palla, taglia tutta l'area, arriva verso Parco che non riesce a metterla a terra, quindi fallo laterale e palla per Multisport. La sinistra cerca la giocata personale, Lelio che poi riesce anche a riconquistare il pallone, ancora giocata da vicino, sono Nicolosi contro Accardi, ancora Parco, allargata bene, verso per Ruisi, perdona, ancora Ruisi, lunga palla, la palla in mezzo, forte! E da veramente distanza a bruciapelo un dolcino aveva messo il Ruisi sui piedi di Dome che non trova l'impatto col pallone. Aliotta, la palla lunga, non riesce lo stop destro sinistro, poi Maraglino in maniera un po' rocambolesca, qualche rimpallo, la palla resta lì, infine ripulisce molto bene Pampinella che trova Parco da solo, ne salta uno, ne salta due, il sinistro che è parata di Lotta, la palla che resta lì, Montesanto cicca il primo intervento a contrasto con Nicolosi mi pare. La palla resta là, ancora Maraglino, non trova lo stop, vince il contrasto alla versione diretta, ancora Maraglino, sempre Maraglino in mezzo a due, poi si allunga un po' palla, non riesce nel controllo, un po' sporco, palla che comunque resta ancora lì, il numero 15 Dome, la palla arretrata verso Baddaria che prova il tiro, non riesce, la palla ancora là, non riesce a rinviare la difesa del Multisport, Parco destro-sinistro, tiro velenosissimo, deviato da un avversario reattivo, Aliotta spedisce sopra la traversa. Quindi calcio d'angolo per la Panormus, quando restano ultimi 7-8 minuti di gara, bella la combinazione, Giorgio tutto solo alla testa, solo il palo tiratino, la palla che resta lì. Azione un po' confusa, torna tra i piedi di Giorgio, ravvisa fuori gioco, giustamente il direttore di gara si era girato Dome in mezzo a due, poi la palla sfilando tra gli stessi era finita tra i piedi di Giorgio che aveva appena colpito la palla di testa e colpendo il palo, rimanendo appunto in posizione di fuorigioco. Una volta arrivata la palla tra i suoi piedi, nessun dubbio per il direttore di gara. Ci prova ancora Suglia sulla destra, riconquista palla, cerca gli attaccanti, non riesce a trovare il compagno, quindi Ronzi verso Maraglino contro di lui Leonardi, ancora Maraglino, prova a accelerare il sinistro, buono l'intervento tempestivo di Villanti, palla prolungata, quindi ancora Suglia, tiene bene palla in mezzo a due, ancora Suglia, bella la palla centrale per Montesanto, prova la giocata che non riesce, era Bonanno, pardon, quindi Piscitello che ha spazio per calciare, tiro velleitario, come non vedevo l'ora di dire da un po' di tempo, ricordando qualche vecchio telecronista. E quindi Aliotta. Alla lunga verso Suglia, non riesce a trovare la palla, torna per i suoi piedi, Maraglino, prova la giocata, non riesce in mezzo a due, ancora Suglia, vuole la palla tra le gambe di Batteria che non riesce a passare e quindi ancora Suglia conquista il fallo laterale, pronto alla battuta. Suglia lunghissima, facile intervenire per Giorgio, la palla rimane lì, Batteria, allunga come può, Parco con la testa, doppio palleggio, brucia la versione diretta, ancora Parco contro di lui Accardi, riesce a superare in velocità, ancora Parco tu per tu, bravo il pallonetto, un'altra grande parata di Aliotta. Quanti ottimi interventi, Villanti, perdono, il numero 5, non Accardi. Quante begli interventi di Aliotta quest'oggi. Bisognava solo da fare i complimenti al numero 1, nonostante ovviamente immagino
sia furente in questo momento, aver subito diversi gol, ma posso assicurargli di aver fatto una fantastica gara. Ancora la Panormus con la palla in mezzo, la rovesciata di Giorgio, che si è preso d'invidia dopo quanto detto per Maraglino, però una bellissima rovesciata, bel gesto tecnico, palla però che esce sopra la traversa. Quindi Lelio sulla sinistra, vince il riballo, ancora Lelio, ha spazio per fuggire, raddoppiato tunnel di Lelio, però c'è l'ottimo raddoppio pronto di Pampinella che ora serve a largo Parco, ancora Parco, mezzo a tre, la solita sterzata, il tiro d'esterno colpisce Pampinella, la palla tra i piedi di Lelio, ancora Parco che ha tantissima energia da vendere, punta, salta, tira, rientra per recuperare il pallone, ora forse eccessivamente energico nell'intervento, colpisce duro a Cardi Gabriele. Aspettiamo, vediamo un momento per riprendersi. Colpito il piede del giovane numero 21 mentre cercava di ovviamente colpire palla. Parco si va a scusare il numero 9 vicino all'avversario. 5 sportivo 3-2, è una di quelle scene che apprezziamo tantissimo vedere nei campi, soprattutto in un'età così giovane. Siamo pronti per ricominciare con Montesanto che sempre sta la battuta, gioca con Aliotta, lancio lungo, colpo di testa del solito Giorgio, a contrasto in realtà nessuno, solo in due tempi riesce Dome a mettere palla a terra, quindi Piscitello sulla palla, punta la fascia destra, cerca centrale, molto bene il recupero di Taormina, poi Giorgio prova di controbalzo, una conclusione importante, trova un bel tiro sicuramente, palla un po' larga, ma in termini di potenza e direzione diciamo, poteva essere sicuramente un gran gol. Quindi ancora a combattere Taormina con Ronzi, ancora la palla arretrata, è un altro grandioso intervento di Aliotta, ragazzi, oggi ci sta deliziando con queste parate. Intanto il tiro era di Nicolosi, occasione anche per lui di segnare, che forse ha fatto anche un gol, purtroppo, perdonatemi, ho perso il conteggio a memoria. Ancora Nicolosi che vuole trovare il gol, trova la pronta difesa di Villanti. Solito Parco, la battuta sulla destra, calcio d'angolo per la Panormus, la palla in mezzo, tesa forte, il destro di Baddaria che si trasforma in un assist per Giorgio, ma segnala il fuorigioco il direttore di gara, quindi un nulla di fatto. Ha calciato molto bene il numero 6, capitano dei gialli, trovandosi molto vicino alla porta, palla interessante ma in posizione irregolare. Quindi Montesanto alla battuta, chiama il movimento dei compagni, la palla lunga, bello e buono l'intervento del centrale per la Panormus, poi con Piscitello che mette a terra, quindi a spazio Dome che si era inventato un bellissimo passaggio per Parco che si era però sganciato dalla linea difensiva troppo velocemente, non permettendo lo svolgersi di un'azione regolare, tradotto in fuorigioco. Ora quindi Aliotta, la palla lunga, non trova, era indirizzata verso Lelio, la trova Parco che in palleggio sulla destra, accelera ancora Lelio, in mezzo a due, sempre Lelio, slalom gigante, la palla per Dome che è tutto solo, deve solo buttarla dentro, apparecchia Parco, infine sigla Dome, il risultato che si porta sul 14-0. Riparte il Multisport, il Montesanto, a sterzato, cerca il compagno verticale, trova Accardi, Taormina, pardon, poi Giorgio, mezzo a due la progressione, bella palla allungata, Montesanto ci mette una pezza, ancora Parco, punta, difensori avversari, pallonetto, un tiro cross verso il secondo palo, ci voleva deliziare con una gran giocata Parco, che sta facendo veramente scorribande e ruberie sulla fascia destra, pericolosissimo Parco, ovviamente
una forza gravitazionale degli attacchi dei Panormus, almeno questo secondo tempo. Anche nel primo tempo centralmente erano stati diversi protagonisti nella prima fazione di gioco, ora sta riuscendo a capitalizzare tante belle occasioni. Tanto centrocampo la Panormus che sempre con molta attenzione e ordine riesce a gestire il possesso palla. Quindi ancora Panormus con Giorgio che ora allarga verso Maraglino, vengono incontro i compagni, la palla arretrata verso Sireci, quando non c'è più tempo arriva il triplice fischio del direttore di gara. Questa partita valida per il campionato provinciale palermitano, si sono affrontati Panormus e Multisport San Celsa, termina con il risultato di 14-0, comunque da apprezzare l'impegno di entrambe le squadre, tanto lavoro ben fatto i ragazzi in maglia giallanera, sicuramente si vede la passione e l'impegno da parte del mister. Anche i ragazzi in maglia bianconera si sono difesi in maniera leonina, ma diciamo il risultato evidentemente ci racconta l'andazzo della gara. Con questo ringraziamo tutti, alla prossima, un saluto da Sportissimi.